Terza lettera di Giovanni. Saluto. Io, che sono il discepolo più vecchio del Signore, scrivo questa lettera a chi carissima amica che è Gaia. Carissimi, sacci che stai buono in tuo spirito, e ma ora che pure la salute tua potesse essere buona, e che tutte le cose tue potessero buone. Elogia a Gaia. Sono venuto qua certi frati nostri e mi hanno contato che tu vuoi bene assai la verità e stai campando rinda a questa verità. Questo mi ha fatto arregliare assai quando l'ha giuntisa, perché apprezza me più rossa e che le sentì che i figli miei stanno campando rinda la verità. Carissimo, tu ti stai comportando buono quando accogli rinda a casa tua, frate, pure chi che non conosce. Loro hanno parlato rinda a chiesa nostra e tutta l'accoglienza che tu hai fatto a loro chi ne amore. Fariste una cosa assai buona, pure se l'aiutasse a continuare la missione rinda una maniera regna e Dio. Tutte queste sono partite per servire il Signore, senza accettare nessuna cosa rinda in mano ai pavane. E noi teniamo l'obbligo di accogliere persone come a queste lo dovere sostenere, per affiancare a loro e per far spandere sempre la verità. E critica a Diotrefo. Ho scritto una lettera a chiesa vostra, ma Diotrefo non mi ha voluto dare un'udienza, perché Vascianne aveva sempre il primo posto in mezzo a loro. Perché se si avrà giocanza in mezzo a voi, le faccia a raggia, chi lo male, che fa, e tutte le favazzerie che sta dicendo un quello a me. Non contento di questo, ma non può manco accogliere chi li frate nostri che si trovano nei passaggi per là, e sta pure cercando di contrastare tutti quelli che volessero fare. Amminacciandole pure buttare fuori a chiesa. Carissimo, sforzati e copia quello che fa bene, e non quello che fa male. Chi fa bene, bene a Dio. Chi invece fa male, non ha mai conosciuto Dio. Loda a Demetria e saluta. Tutto quanto invece parlano assai buone Demetria, pure che è la verità che chi si sta spannendo è un'attestazione buona a favore suo. Eppure noi lo confermiamo, e tu stai buono con l'attestazione nostra e verace. Tenesse ancora parecchie cose da dicere, ma non voglio far scrivendo in una lettera. Io spero di vedere presto, e a così potremo parlare a voce e tutte queste cose. A pace, potreste stare sempre insieme con te. Ti mandano i saluti pure tutti gli amici che stanno qua insieme conmigo. E tu salutami pure, a una, tutti gli amici nostri.